A 2000 metri in scarpe da tennis, soccorsi a raffica sopra Cortina. Continua a piovere, piave ingrossato e alberi in strada, pompieri bellunesi a Padova con 5 squadre. Il Corriere delle Alpi apre l'edizione di oggi con alcune pagine dedicate all'allarme maltempo ed è anche la notizia con cui apriamo la rassegna stampa di oggi, venerdì 17 maggio. L'articolo è di Cristina Contento. Acqua a catinelle, il piave di colore marrone e un po' più periglioso e ingrossato del solito, qualche albero in strada da tagliare o due sassi caduti da una scarpata a Gosaldo. Ordinaria amministrazione rispetto a come la pioggia ininterrotta ha abituato la provincia di Belluno nei tempi passati, ma è sulle crode che si sono sentiti gli effetti del maltempo, con i turisti più spericolati che, in scarpe da ginnastica, hanno sfidato le basse temperature e i tracciati impraticabili. In 11 sono stati soccorsi negli ultimi giorni. Il soccorso alpino è intervenuto in almeno 2 situazioni nella zona del Sorapis tra la notte di mercoledì e la giornata di giovedì. Sono ormai una decina di giorni che la provincia è sotto un'abbondante pioggia che si è andata intensificando all'inizio di questa settimana, ma il brutto tempo ieri ha perfino dato una tregua pomeridiana con il sole che ha fatto capolino. L'allerta arancione e gialla è prevista però fino alle 17 di domani. I sentieri sono ancora in veste invernale, inaccessibili perché innevati e pericolosi, ma Cortina, il soccorso alpino, ha effettuato almeno 5 interventi in pochi giorni, salvando una decina di persone sorprese da maltempo e vie inaccessibili. Troppi gli escursionisti che senza opportuno abbigliamento, attrezzature e conoscenze alpinistiche adeguate all'ambiente innevato si avventurano negli itinerari. Ieri il soccorso alpino di Cortina è stato attivato per 2 persone infreddolite sotto Farcella Marcuoira e i soccorritori della Finanza, con il tempo richiesto per salire, li hanno raggiunti a piedi. Le condizioni meteo non consentivano l'uso dell'elisoccorso. Mercoledì sera l'allarme per 4 turisti americani in difficoltà nella stessa zona. Sempre in zona Forcella Marcuoira, domenica Falco ha recuperato 2 turiste svizzere bloccate dalla paura delle valanghe. E nei giorni precedenti il soccorso alpino di Auronzo era intervenuto di notte in Valbona per 3 francesi bagnati e gelati dal freddo, così come la Finanza di Cortina, sempre in Valbona, aveva ritrovato 2 inglesi usciti 50 metri dal sentiero. Ed è ovvio che il soccorso alpino continui a fare appelli con maltempo e nebbia, la possibilità di perdere sentiero elevata, le squadre a piedi avranno bisogno di ore per individuare e raggiungere i chiamanti e in caso di infortunio le operazioni inevitabilmente si prolungheranno, dice appunto il soccorso alpino. Andiamo avanti sempre qui sul Corriere delle Alpi e cambiamo argomento. Ecco qui vediamo le pagine che riguardano appunto Belluno. Siamo alla prima, siamo a pagina 17, dove c'è un articolo di Irene Ariprandi che parla degli ultimi fatti accaduti a Palazzo Piloni in provincia. Bocciato il documento di Futura, il centrosinistra resta fuori dalla squadra. Padrin ha tentato la strada del rinvio, ma alla fine si è votato. Il presidente terrà per sé le deleghe dei 3 consiglieri. Con 8 voti contrari e 3 a favore, l'ordine del giorno principale di Futura è stato bocciato dal Consiglio provinciale e per la prima volta dopo tanti anni Palazzo Piloni si spacca. Come aveva annunciato da tempo, infatti, la bocciatura porterà il centro-sinistra a rifiutare di far parte dell'amministrazione provinciale, lasciando il presidente Roberto Padrin, eletto proprio con il sostegno del centro-sinistra, a governare con il centro-destra. Un esito annunciato, ma fino all'ultimo Padrin ha tentato una composizione chiedendo di rinviare l'ordine del giorno per poterlo emandare rendendolo condivisibile da tutti. Una richiesta che non ha trovato il sostegno del centrodestra e poi di conseguenza nemmeno del centrosinistra, anche se c'è stato un momento in cui l'appello del presidente sembrava poter essere accolto. Di fatto il dibattito di ieri pomeriggio ha messo in evidenza l'ineluttabilità della divisione per la profonda distanza fra le parti nella visione politica e anche in quella istituzionale. Da parte sua Padrin sembra non volersi arrendere e la strategia, almeno nell'immediato, sarà quella di trattenere a sé le deleghe immaginate per i consiglieri di Futura nella speranza che possa arrivare una ricomposizione che al momento appare piuttosto improbabile. E a chi intravede un suo avvicinamento a Fratelli d'Italia, Padrin replica secco: non c'è nessun avvicinamento, io resto delle mie posizioni e penso che in provincia si faccia amministrazione e non politica. Tornando all'ordine del giorno di Futura, come noto i temi erano 6: Olimpiadi, trasporti pubblici, diga del Vanoi, viabilità e fondi di confine. Ad illustrarli è stata Cindy Manusci, che poi ha spiegato perché il centro-sinistra li considerava dirimenti.
Prima di salire sulla barca vorremmo sapere dove si dirige, non scoprirlo dopo. Non siamo barricaderi, non abbiamo pregiudizi, ma pensiamo che la provincia possa e debba assumere posizioni politiche sui temi che interessano il territorio e la sua gente. Mario De Bon ha aggiunto: è fondamentale capire oggi se possiamo lavorare insieme. Appunto, quindi così è andato il primo consiglio provinciale, no, il consiglio provinciale di ieri, scusate, e questi sono gli esiti, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Andiamo avanti, siamo a pagina 23, si parla in questo caso di Feltre, in città cresce la febbre per il giro, tutti i passaggi e le chiusure strade. Il GPM a Lamone, il passaggio in centro a Fonzaso e Quero, Clivet prepara la festa con la carovana e gli sbandieratori. Febbre da giro, tra Gran Premio della Montagna a Lamone, il passaggio davanti allo stabilimento Clivet, i transiti per Fonzaso, Seren, Feltre e Quero. Anche quest'anno il Giro d'Italia regalerà emozioni sulle strade del Feltrino. Lo farà giovedì 23 in occasione della 18ª tappa che partirà da Fiera di Primiero per arrivare a Padova. La Clivet, uno degli sponsor principali dell'edizione 2024 della Corsa Rosa, accoglierà la carovana proprio di fronte allo stabilimento di Villa Paiera con una sfilata di mezzi divertenti e scenografici che anticipano la gara con musica, giochi e gadget. E poi tutte le notizie su la chiusura delle strade, tutti i passaggi li trovate anche sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it. Andiamo avanti, sempre qui sul Corriere delle Alpi. Ci spostiamo alle pagine di Cortina, dove c'è una notizia che riguarda il ponte di Grignesse. L'Odissea è finita, la riapertura ai primi di giugno. Strategico per snellire il traffico turistico di penetrazione, consentirà anche di recuperare posti auto sul lungo Boite. E ne scrive Alessandra Segafredo. Dal 1 giugno il ponte di Grignesse dovrebbe essere finalmente percorribile. Lo annuncia, usando sempre il condizionale, l'assessore Ampezzano ai lavori pubblici, Giorgio Darin. L'opera doveva essere pronta già per i mondiali di sci del 2021. Poi però varie lungaggini, tra cui la pandemia Covid e l'aumento dei costi, avevano impedito il regolare svolgimento dei lavori e dunque anche di avere una data certa di fine lavori. Per mesi e mesi si sono visti pochissimi operai all'opera, in molte giornate non si è visto addirittura nessuno. Ora però sono riprese le operazioni a ritmo serrato, il manto stradale è stato asfaltato, è in via di completamento anche la posa dei cubetti di porfido per il marciapiede pedonale. Sono poi state eseguite le operazioni di collaudo statico. Nei prossimi giorni verranno installate l'illuminazione e la ringhiera e poi sarà tolto il vecchio ponte, un manufatto che risale al 1970, costruito che è conosciuto anche come Ponte Nadalet dall'ingegnere comunale che lo progettò e lo realizzò. Quindi l'Odissea è finita e tra pochi giorni il ponte sarà riaperto. Passiamo ora al Gazzettino. Ieri, e l'abbiamo seguita anche noi, c'è stata la visita del ministro dell'Ambiente a Belluno, invitato da Confindustria. Energia pulita, Belluno è piena, questo è il titolone. E all'interno ci sono 2 pagine di approfondimento e Berton, la presidente di Confindustria Dolomiti, ha ribadito più 2 volte che è ora di dire stop alla politica del no. Confindustria ha invitato il ministro dell'Ambiente a una riunione sulle sfide energetiche della montagna. La presidente: qualcuno comincia a interessarsi anche del nostro territorio, gli imprenditori non possono aspettare. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Frattin, è intervenuto ieri mattina a Palazzo Doglioni del Mas, sede di Confindustria, a un breve incontro durante il quale ha stretto la mano alla presidente Lorraine Berton e al sindaco Oscar De Pellegrin. Era presente anche l'onorevole Flavio Tosi. La loro riunione verteva sulla sfida energetica della montagna, si è parlato delle prospettive, dei problemi e delle possibili soluzioni del sistema idroelettrico in provincia, ma anche delle comunità energetiche e del nucleare che il ministro vede come unica soluzione per dare continuità al soddisfacimento della necessità sempre più energivora del Paese. L'intervento del ministro ci onora perché si inizia a capire che di questo territorio qualcuno inizia a interessarsi. Gli ho detto che è assolutamente necessaria una maggiore presenza della politica nazionale sul territorio, perché prima delle elezioni ci sono tutti, ma noi li vogliamo anche dopo. Nel Bellunese abbiamo tanta acqua, di conseguenza energia, e dobbiamo poterla sviluppare. Gli imprenditori vogliono regole che funzionino per tutti, non solo per loro.
È intervenuto anche il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, che ha parlato delle iniziative legate all'idroelettrico, prima a livello cittadino e poi come consorzio BIM, la realizzazione di un impianto dentro l'acquedotto della Val Clusa e sopra la piscina comunale destinato all'autoconsumo. A livello provinciale, il sindaco De Pellegrin ha spiegato al ministro Frattin che verrà costruita tramite il consorzio del BIM una fondazione specifica che si occuperà delle comunità energetiche del territorio e un modello, quindi una comunità energetica rinnovabile di livello provinciale che potrà essere modello anche a livello nazionale. E scrive Luca Vecellio. Il ministro ha detto il sistema idroelettrico dovrà trovare un nuovo equilibrio. Gilberto Pichetto Frattin, più energia pulita, necessarie altre soluzioni per le concessioni. Oltre 3 miliardi e mezzo investiti per l'idrogeno, progetti su scala nazionale per produrne 20 milioni. L'Italia ha sempre avuto l'energia pulita dalla montagna attraverso l'idroelettrico delle nostre dighe e dei nostri salti d'acqua, ha spiegato il ministro. È chiaro che ora la sfida si amplia notevolmente, dobbiamo arrivare alla decarbonizzazione aumentando l'energia pulita e trovando delle soluzioni per le nostre concessioni idroelettriche. E ci sono poi tutte le dichiarazioni del ministro Frattin, troverete l'articolo anche sul prossimo numero dell'Amico del Popolo, sul prossimo numero cartaceo. Andiamo avanti, ci spostiamo alle pagine di Feltri, siamo sempre sul Gazzettino. Caso di pertosse alle medie e l'ULSS avverte le famiglie. Una mail a tutti i genitori per informare sulla malattia batterica e prevenzione, ma l'azienda sanitaria rassicura non c'è comunque da preoccuparsi. Un caso di pertosse all'interno della scuola media Rocca di Feltre, parte l'informativa del Dipartimento di Prevenzione dell'Ursuno Dolomiti. L'obiettivo è informare su questa malattia batterica, sicuramente fastidiosa per la tosse persistente, ma che risulta pericolosa solo nei bambini fino a un anno di vita o per coloro che non sono vaccinati. La pertosse è una malattia batterica acuta delle alte vie respiratorie che in fase iniziale è di modesta entità, poi evolve nei caratteristici accessi di tosse convulsiva, spesso associati a un tipico urlo inspiratorio e a volte seguiti da vomito. Tale malattia era finita nel dimenticatoio di molte famiglie, ma negli ultimi mesi si è registrato un aumento della casistica a livello europeo. E quindi l'invito, si legge in questo articolo di Eleonora Scarton, l'invito da parte dell'URSS è quello di fare prevenzione. Il controllo della pertosse ha come finalità quella di evitare la casistica nel primo anno di vita, perché in questo frangente, e in particolare nei primi mesi, può essere mortale. La vaccinazione della pertosse, che viene eseguita nel primo anno di vita, ha un tasso di adesione che supera il 95% nella nostra provincia, ma proprio perché sono i primi mesi di vita quelli più delicati, viene consigliata anche la vaccinazione prenatale alla mamma. I reparti di ginecologia offrono alla mamma in gravidanza la possibilità di vaccinarsi. Gli anticorpi vengono così passati al feto attraverso la placenta e successivamente al bambino con il latte. Il bambino risulta così coperto nei primi mesi di vita in attesa di eseguire il ciclo vaccinale che viene appunto fatto nel primo anno di vita, con ulteriori richiami a 5 e 14 anni e richiami ancora successivi in occasione appunto degli antitetanici. Maltempo, la Feltrina chiusa a Sette Ville, alle 21 i detriti hanno invaso la carreggiata, una situazione pericolosa che ha fatto scattare poi la chiusura intorno alle 22. E si parla ancora di maltempo, ci risiamo a un paio di giorni dall'interrogazione del deputato di Azione per Fabrizio Benzoni che chiedeva conto al MIT in Commissione Ambiente alla Camera della situazione in cui versa la strada regionale Feltrina, sollecitando investimenti e ammodernamenti. L'arteria ieri sera, con l'ondata di maltempo che ha investito il Veneto, ha mostrato di nuovo la sua fragilità. Una frana ha causato l'interruzione all'altezza di Fener, il comune di Sette Ville, poco prima del confine con il Trevigiano. Mancavano pochi minuti alle 21 quando i detriti sono scesi dal costone finendo in mezzo alla strada e alle 22 appunto la comunicazione di Veneto Strade che informava della chiusura tra Santa Maria e Carpen. Subito il tantam sui social e chat con l'avviso di chi in quei luoghi ci era passato. Quindi appunto Feltrina di nuovo chiusa e di nuovo danni causati dal maltempo. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo puntuali domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e il canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti un buon venerdì e un buon fine settimana e grazie mille come sempre per l'ascolto. Arrivederci, a prestissimo.